Qualche giorno ancora e poi la vicenda Grillo sarà definitivamente chiarita. Sono le parole del leader provinciale di Futuro e Libertà Luigi Gentile, che poi aggiunge: credo ci siano i margini per poter condurre in porto la candidatura dell'avvocato per la corsa allo scranno più alto di Palazzo dei Giganti, una candidatura precisa che abbiamo proposto noi assieme al PD, all'MPA e a Grande Sud, che lui ponga come condizione indispensabile per l'ascesa in campo la presenza del PDL. Osserva ancora Gentile: questo è un ragionamento che va affrontato attorno ad un tavolo assieme alla coalizione. Entro sabato comunque, assicura il deputato regionale dei Finiani, o dentro con Grillo o fuori. E il mirino è già puntato verso altre mete, sussurra sottovoce Gentile, per non farsi trovare impreparati. Il PD strizza l'occhio a Totò Pennica, candidato di Epolis, mentre proprio il FLI è orientato a mettere sul tappeto altre proposte. In precedenza si erano fatti i nomi dell'ex prefetto di Agrigento Umberto Postiglione e dell'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Conti. Chissà, uno dei due potrebbe tornare di attualità. E anche Grande Sud di Michele Cimino, che aveva annunciato correremo da solo, sarebbe sul punto di uscire il suo jolly. Si tratta di un professionista serio, affermato e apprezzato, si limita a dire il coordinatore cittadino Mario Cerchia. A mio avviso potrebbe aggregare, essere una carta vincente. In casa PDL, in attesa di capire se prenderà realmente corpo la candidatura di Grillo, si sta guardando attorno per individuare soluzioni alternative. Insomma, un quadro ancora abbastanza incerto, confusionario, che non piace tanto ai giovani democratici, i quali oggi in una nota sottolineano: siamo stanchi dei giochetti sotto banco e delle strategie politiche utilizzate dai partiti. Ci auguriamo, afferma il segretario cittadino Calogero Parisi, che il PD, nostro partito di riferimento, possa meglio riflettere sulla strada più responsabilmente da seguire, prendendo anche da esempio l'esperienza delle primarie di Palermo.